Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta dallo stadio comunale del Manuel Grassetti di Siliqua. Grazie alle immagini di Francesca Assini, 11ª giornata del campionato di eccellenza. Villa Cidrese e Barisardo in campo, Aramu, Medda, Bruno e Lusso in difesa. A centrocampo La Torre con Carboni e Rosa Castaldo. È iniziata Villa Cidrese Barisardo. Palla buona per Aimi, eccolo qui Frederick, il cross per Bitep, palla ancora buona per Michidadi che arriva da Beugre, non calcia di prima intenzione, torna dietro da Camarà, cerca il piazzato. Verticale per Camarà, di prima allarga per Beugre, prova ad avanzare il numero 7, viene dentro il campo, si appoggia Michidadi, cerca il numero tra due, magia di Michidadi che poi calcia in porta, Cocozza blocca in due tempi. Chiama palla a Camarà, servito il capitano del Barisardo, poi capisce tutto Rosa Castaldo che intercetta il pallone, vede Daga fuori dai pali, cerca addirittura il tiro. Beugre nel frattempo viene in mezzo al campo, pensa al tiro, se la sposta con la sola, calcia col mancino. Parte Sacco, la traversa clamorosa, lontana Rosa Castaldo, ancora Sacco, se la sposta sul mancino, finisce nuovamente a terra, stavolta non c'è fallo e può ripartire la Villa Cidrese. Insiste la Villa Cidrese con Suella sulla sinistra, ancora Suella, il tacco, palla che passa per La Torre, poi la deviazione favorisce Aru, controlla in aria La Torre, la chiusura di Petito, occasione clamorosa per la Villa Cidrese. Larghissimo Castaldi, servito il numero 16. Mette dentro il cross per Bitep, si divora il gol dell'1-0 Jonathan Bitep. Bitep perde il momento per calciare, ancora Bitep, ci prova Camarà. La ricerca di Michidadi, Beugre, Frederick, mette dentro il cross, altezza primo palo. Cocozza se la ritrova lì e blocca. Parte Bruno, Daga ci mette le mani, alza in calcio d'angolo. Cross altezza primo palo, concede un altro corner, no, non lo concede l'arbitro, finisce la partita a Siliqua. La Villa Cidrese pareggia 0-0 col Barisardo.